Vangelo secondo Matteo, capitolo 7. Non giudica mai il lato. Non giudicate mai se non volete essere giudicati a Dio, perché con quello stesso giudizio che voi giudicate il lato, sarete giudicati pure voi, e con quella misura che voi misurate, sarete misurati pure voi. E tu, perché guardi che lo spruccolo che sta rinda all'occhio del frate tuo e non vira la varra che sta rinda all'occhio tuo? E come puoi dire a un frate tuo, lascia, che io te levo sprucco a rinda all'occhio e non vira la varra che sta rinda all'occhio tuo? Come si fa, levati prima la varra che sta rinda all'occhio tuo e poi potrai lavare quello spruccolo che sta rinda all'occhio del frate tuo. Non buttate mai innanzi ai cani e cose sante, non buttate le perne vostre innanzi ai porci, perché potranno scarpesare sotto i piedi loro e si potranno rivutare contro voi e vi potranno pure sbramare. Efficace la preghiera. Addimannate e vi sarà data, cercate e troverete, tuzzuliate e che la porta sarà spaparanzata innanzi a voi. Perché a chi addimanna sarà data, a chi cerca trova, e a chi tuzzuleia sarà aperta la porta. Chi è voi, a un figlio la domanda un morso e pane, le darà invece una preda? O se la domanda un pesce, le darà una serpe? Mo, se voi, che siete così infame, sapete che cose buone a tutte le figlie vostre, quando è più o padre vostro che sta in cielo, darà cose buone a tutti quelli che la dimandano a essa. Tutto quello che volete che l'uomo la parana fa a voi, facete pure voi a loro, perché è così come hanno legge Mosè e a così hanno sempre lezionato i profeti. E doi via. Sforzatevi a trasì perché la porta è stretta, perché larga la porta è a via che porta a rinda dannazione, e so parecchi tutti quelli che passano perché la porta e perché la via. Come è stretta invece la porta, e come chi ne scaenza a strada che porta rinda la vita, e come so poche quelle che troveranno. E falso profeta. State attenti a tutti quei profeti che sono assai favazzi. Quando si accostano a voi, parlano tante pecorelle, ma rinda a loro so come il lupo allupata. Voi potrete conoscere a tutte quelle che fanno. Potrete forse arregattare uva rinda spenzone. Potrete arregattare figa rinda non rustanare. Ogni albero buono porta sempre frutta buone e ogni albero malamente porta sempre frutta malamente. A qualità in albero voi la potete conoscere a tutti quelle frutta che porta. Un albero buono non può portare frutta malamente e manca un albero malamente può portare frutta buona. Ogni albero che non porta frutta buone sarà tagliato e buttato dentro il fuoco. Per queste verighe tenete sempre gli occhi aperti, perché potete conoscere a tutte le frutta che portano, a tutte le cose che fanno. È vero discepolo. Non chi mi dice, Signore, Signore, tra sarà rindo regno dei cieli, tra sarà invece solo chi che fa volere rubate mie che sta in cielo. Parecchi mi diceranno rindo a quello giorno, Signore, Signore, noi abbiamo parlato a nome tuo, abbiamo scacciato i diavoli rindo a nome tuo, e abbiamo fatto pure i miracoli rindo a nome tuo. Io vi posso assicurare che risponderà già a loro. Io non vaggio mai conosciuto. Arrasatevi a me, voi che avete fatto ogni sorta infamità. Perché queste verighe? Ognuno che sente queste parole mie e mette in pratica e socia aquilo come aquilo gli urige, che si è fravagato a casa sua in coppa una preda viva. Menette una tempesta e acqua e che la casa non si sgarupaia, perché veramente soia stevano in coppa e preda viva. Chi invece che sente parole mie e non ne mette in pratica e socia aquilo che tiene a capo solo per far spartere le orecchie, senza mancare poche cervielle in capo, che si mette a fravagare a casa sua coppa all'arena, venette una ruppata di acqua e giù mascettano fuori, su sciaine forte e vento e suttaino con violenza in coppa a quella casa, e questa si sgarupaia subito,
e o scadasce soia fu assai rossa. Quando Gesù fornette tutti questi discorsi, tutta quella gente romanetta a bocca aperta, innanzi a tutta quella imparata soia, perché essa lezionava a gente come a uno che teneva capacità e uno come a tutti gli maestri da legge loro.